lasciare la telecamera accesa per gli EVP e con questo appoggiato qua, ecco, vediamo se riesco a posizionare la telecamera in modo da vedere, e cercherò di stare ferma, immobile, per non fare nessun tipo di rumore e vedere. Tiro via la visuale notturna perché bene o male un po' di luce c'è ancora, e cercherò di sentire se ci sono EVP in loco. Ecco, una cosa strana è che sta facendo delle onde, però credo sia dovuto al fatto che sta scaricando la batteria. Un attimo che cambio la batteria e facciamo questo pezzo. Allora, il filo per collegarlo alla batteria più grande non ce l'ho più, quindi finché dura questa deve rimanere. Ora starò zitta per un po' e ferma, nel possibile, perché sono accovacciata a terra. Toccate quello strumento con la lucetta verde, per piacere. Giubbino, mi sto alzando perché non ce la faccio più in questa posizione. Raccontatemi la vostra storia, per favore. È vero che c'erano dei bimbi? Ho sentito dire che sono stati uccisi in questa casa. È vero che c'è stato un incendio?
C'è uno con la moto che sta andando su e giù, da un pezzo anche. Se c'è qualcuno qui, mi lascia per cortesia dei messaggi all'interno di questo strumento che ho in mano. Ragazzi, io qua paradossalmente sono arrivata che stavo malissimo, ma male, mal di testa bestiale, ma è mal di testa normalissimo che mi porto avanti da 3 giorni. Io non so perché, qua mi è passato, per cui, boh, io non sento, non percepisco nulla di che, sarà perché riprendo in K2, sarà perché sono concentrata, per cui mi è passato il dolore, non lo so, so che qua non sto bene, non sento niente di particolare, a parte che ho chiamato le mie guide, ma i miei angeli, però solitamente se c'è qualcosa lo sento. Sto cercando di prendere gli aloni di luce perché solitamente qualcosa becco sempre, ma vediamo se anche stavolta riesco a prendere qualcosa. Questo è un corridoio abbastanza buio, sono senza luce, userò la visuale notturna guardando se ci sono delle entità. Per favore fatevi vedere dalla videocamera anche sotto forma di orb. Se ci sono entità, per cortesia parlate in questo strumento. Ok, io penso che posso anche andare via perché non trovo niente di che. Se ho preso qualcosa, l'ho preso. Non sarebbe la prima volta che dico che non ho preso niente, poi a casa trovo il mondo, per cui saprò dire preciso quando metterò in lavorazione il video, ma mentre in altri posti bene o male qualcosa sentivo, qui devo dire la verità, non ho sentito proprio niente. Che ci devo fare? Che vedevo di? Adesso prendo i miei attrezzi che ho lasciato in giro e vado verso casa. Vorrei riprendere l'uscita. Ok, adesso faccio un'ultima panoramica e mentre mi avvio all'uscita, è stato bello venire qua. Oddio, bella questo, dopo lo vedrò volentieri col computer, questa immagine che mi ha proposto la finestra. E vediamo se è una pareidolia o è veramente un'entità. Sarebbe molto interessante vederlo già adesso, ma è un po' difficile. Ok, adesso mi avvio verso l'uscita. È stato bello perché era un mio sogno di tanti anni di venire qua. Spero di ritrovare la strada per uscire, perché qua è tutto un roveto. Qua queste scale non le ho fatte queste scale. Ok, non portano da nessuna parte a quanto pare. E vediamo di tornare a trovare la strada per andare via.
stata da qua, prendiamo la strada di Troso. Io mi auguro di aver trovato qualcosa, perché è stata comunque una gita molto stimolante. Dopo mi studierò meglio la storia, se c'è ancora, e vi saluto, alla prossima.